buona domenica a tutti voi telespettatori. Anche oggi, questo 26 aprile 2020, siamo in diretta per rendervi conto, darvi tutti gli aggiornamenti relativi a questa emergenza coronavirus. Stiamo attendendo la tabella con tutti gli aggiornamenti, i dati delle ultime ore che riguardano appunto ricoveri, contagi, positività e negativizzazioni dei pazienti, e siamo in attesa anche della puntuale conferenza stampa che ogni giorno il governatore del Veneto alle 12:30 tiene nella sede regionale della Protezione Civile assieme agli assessori Lanzarin e Bottaccine. Ma vogliamo partire parlando proprio di tutto quello che riguarda le varie riaperture, così come è stato deciso nella nuova ordinanza, nell'ultima ordinanza firmata dalla Regione del Veneto. Ma non si dica che qua c'è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze volevo dire una parolaccia ma non la posso dire a quest'ora, che firma ordinanze alla Carlona. Le ordinanze sono tutte in scia e rispettose dei DPCM. Il Veneto non si inventa nuove aperture rispetto al governo. Il presidente Zaia ripercorre in conferenza stampa la cronologia dei DPCM per chiarire di non star facendo né torti né favori a questa o quella categoria. Questi non sono passi in avanti o salti in avanti della Regione rispetto a... Noi siamo allineati e coperti con quello che prevede la legge. Abbiamo sicuramente cercato di fare un allineamento rispetto ad alcuni dati. Adesso vi farò vedere. La Regione Veneto non si è inventata nuove aperture. Occorre essere responsabili, continua Zaia, chiedendo la collaborazione di tutti, fondamentale per continuare a veder scendere i numeri, anche dei decessi che restano elevati. Una flessione la si vedrà, dice, non prima di metà maggio. Presidente che dirama una circolare esplicativa sulla vendita di alimentari per asporto e ripete più volte cos'è concesso fare. Per essere chiari, si esce da soli per andare ad acquistare, lo si fa solo ed esclusivamente con la prenotazione online o telefonica, si ritira il cibo, la derrata alimentare in generale, gelato, pizza e quello che vi viene in mente di acquistabile, pasticceria, si va a consumare a casa. E tutto questo a scanso di equivoci esclusivamente entro i confini del proprio comune. Può invece spostarsi in un altro comune chi debba andare a far visita in cimitero a un parente stretto, come può essere un coniuge o un figlio. Si tiene conto ovviamente del rapporto tra la persona e il defunto tragicamente scomparso, e quindi uno spostamento anche al di fuori del comune, se c'è un legame particolarmente intenso, è giustificata. Sulle riaperture non può essere un parametro quello del numero di casi positivi che il governo potrebbe tenere in considerazione regione per regione. Se lo si fa in base ai positivi, in generale, bisogna fare il rapporto ai tamponi. Cioè non è che tu puoi prendere il numero assoluto dei 17.000 del Veneto e confrontarlo con i 4.500 della Campania. Sono due paragoni che non puoi fare, perché noi abbiamo fatto 6 volte tanto di tamponi della Campania. Quanto infine alle risorse economiche, l'emergenza coronavirus sta costando al bilancio della regione ben oltre i 100 milioni di euro. Zaia esclude però di toccare le tasche dei cittadini. Non abbiamo in animo di applicare addizionali, per capirci. So che il Consiglio si sta ragionando su questo. Vi posso anche dire che l'addizionale, colpendo i redditi alti, dà un gettito, ho visto delle proiezioni di 20-25 milioni. Ne abbiamo raccolti 55 con le donazioni. Cioè è inutile che pensiamo di tassare i veneti se sappiamo che abbiamo una partita di finanziamenti che dovranno necessariamente arrivare. E parlando di sicurezza, parlando di tamponi, andiamo a Vo, siamo nel Padovano. Vo, lo ricordiamo, il primo cluster del coronavirus in Veneto, e si sta preparando al terzo giro di tamponi da effettuare sulla popolazione. Hai mai pensato di diventare il sindaco di un grande paese laboratorio? No, indubbiamente non mi sarebbe mai passato per la mente. Devo dire che però è successo, e forse quella preparazione scientifica che ho mi ha dato una mano. I 2 mesi al fronte del sindaco farmacista che per la terza volta avvia lo screening sui 3.300 cittadini nell'ambito del progetto di ricerca coordinato dal professor Andrea Crisanti. Il 1 maggio, quindi avremo venerdì, sabato, domenica e lunedì fino al 4 maggio
tutta la popolazione che è già stata suddivisa logicamente per vie in modo da evitare il sovraffollamento, verranno sottoposti a questo nuovo ciclo di tamponi che appunto durerà 4 giorni, non solamente tamponi, parliamo anche di un esame sierologico. Oltre a questo si aggiunge anche un controllo della mappatura del DNA. Invitati anche i bambini. Spero che tutti i genitori portino a fare questo screening anche i propri figli, perché sappiamo bene che per mandare a scuola a settembre in modo sicuro dovremo anche sapere quali sono i risultati. Quindi più bambini saranno presenti a questo screening e maggiore validità potremo dare a questa ricerca. Per gli esiti dei tamponi saranno necessari 4-5 giorni, 2 settimane per il test sierologico, 4-5 mesi per la mappatura del DNA. Uno studio ambizioso per scovare i segreti del Covid-19 e intanto, dopo aver superato la zona rossa ed essere verso la fine del lockdown, Vo, che sta vivendo un 25 aprile insolito con agriturismi chiusi e nessuna scampagnata, tira le prime somme sui danni all'economia del territorio. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca solo nel mese di febbraio di marzo. A fine marzo un mancato introito per le attività commerciali di Vo, si parla di 5.500.000 euro, esclusi della più importante cantina sociale che ancora non ha fornito dati, e questo fino a metà marzo. Siamo quasi fine aprile, aggiungiamo un altro mese. Possiamo fare 4 conti, ma vediamo un attimo che insomma ci avviciniamo senz'altro ai 7,5, 8 milioni di euro. Una situazione difficile per un comune come Vo, che in realtà è la situazione, lo spaccato di quanto si sta verificando in tutta la regione e in tutta Italia. Ci separiamo per qualche minuto, ci vediamo subito dopo la pausa. E rieccoci in diretta, stiamo aspettando il collegamento proprio dalla sede regionale della Protezione Civile con il governatore del Veneto Zaia, vedendo che tutto ormai è allestito, si sta solo aspettando l'arrivo del governatore e dei 2 assessori Lanzarin e Bottaccini. Intanto facciamo il punto del lavoro dei tanti volontari, delle tante volontarie della Protezione Civile in prima linea in questo periodo di emergenza Covid-19. Il primo consuntivo che noi possiamo dare dopo poco più di un mese di attività è che abbiamo attivato 1.509 volontari che, moltiplicati orientativamente a 10 giornate lavorative per ognuno, che è una media, visto che abbiamo gente che sta lavorando da 35 giorni e gente che comunque sta lavorando per 2-3 giorni alla settimana, è un monte ore comunque di oltre 1 milione di ore lavoro uomo. È decisamente positivo il primo bilancio dell'attività della Protezione Civile a Vicenza. La strategia vincente è stata quella di elaborare a tempo record le linee guida conformi a tutte le realtà comunali. Ciascun sindaco ha potuto attenersi fin da subito ai protocolli definiti che identificavano ruoli e funzioni che il volontariato doveva tenere durante l'emergenza, nel rispetto di competenze e normative. Ruolo chiave è stato svolto dalla sala operativa provinciale, che non esisteva prima dell'emergenza Covid-19 e che si è occupata della gestione del grande magazzino e del coordinamento delle 90 squadre, volontari appartenenti a diverse realtà, come la Croce Verde o gli scout della GESCI. Il mio ringraziamento va in particolare a tutta la Protezione Civile provinciale e a tutti i gruppi comunali. È stato fatto uno sforzo immane sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista operativo. Questa è la dimostrazione che la nostra Protezione Civile è efficiente, va valorizzata e va strutturata ancora meglio per il futuro. Quindi lavoreremo sicuramente per un rafforzamento, come mi ero impegnato a fare, sia sulla Protezione Civile comunale ma anche su quella provinciale, che è una rete che funziona e che è l'aiuto delle persone ad altre persone, ad altri concittadini, e quindi un segnale importante di solidarietà in questo momento di difficoltà. E adesso appunto stavo guardando i tanti messaggi che stanno arrivando alla nostra redazione, il numero lo state vedendo, il 340-3218-806, e in attesa proprio dell'arrivo di Zaia e degli assessori Lanzarin e Bottaccino vorrei cogliere l'occasione proprio per dare uno sguardo a qualcuno dei vostri messaggi, sono davvero tanti. Ricordo una cosa, inviate messaggi, inviate video, inviate fotografie, e tra l'altro tantissimi
tantissime le fotografie che stanno arrivando, i video che stanno arrivando, soprattutto con protagonisti i vostri bambini, tanti disegni, i lavori che stanno realizzando in questo momento difficile di coronavirus. È un po' modo anche per tastare il polso dei piccoli, di come i piccoli stanno affrontando questo periodo di emergenza, e davvero però ci stanno stupendo, perché il risultato è davvero encomiabile. Tanta forza, tanti messaggi di speranza sono quelli che arrivano proprio dai bambini. E voi continuate, dicevo, messaggi, video, foto, non telefonate, perché non riusciamo a rispondere alle chiamate. Di conseguenza noi cercheremo in tutte le maniere, ecco, di trasmettere i vostri messaggi, ma non chiamateci. Ecco, adesso per esempio, leggendo qualche messaggio che arriva proprio al numero che ho citato poco fa, tanti complimenti che vanno a Zaia, la gente davvero di qualsiasi parte politica, di qualsiasi appartenenza politica, sta applaudendo il lavoro che sta portando avanti il governatore Zaia. E volevo chiedere nello specifico questa nostra telespettatrice se si può fare una disinfestazione speciale per gli insetti, soprattutto per le zanzare. Io so che questa persona abita a Correzzola, io so che adesso in tanti comuni anche del Vicentino sta partendo tutto quello che riguarda questa proposta, questo lavoro di disinfestazione per quanto riguarda soprattutto le zanzare, quindi senz'altro poi sarà una cosa che verrà diffusa e anche nei vari comuni del Veneto verrà portato avanti, visto che ormai ci stiamo avvicinando all'estate. Allora arriva l'assessore, eccoli qua, sono tutti pronti. Buongiorno a tutti. Io vi lascio la diretta. Chiudi, va? No, grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti, buona domenica e in particolar modo un saluto a tutti quelli che sono a casa e che ci stanno seguendo. Oggi cercheremo anche di far veloci nella comunicazione, poi restiamo a disposizione ovviamente per le domande. Tamponi 315.000, mi hanno detto di tenere più basso giustamente. Perché c'è anche lei oltretutto. 315.000 sono quasi 10.000 più di ieri. Isolamento 8.319 persone, sono 403 in meno rispetto a ieri. Considerate che nell'isolamento c'è dentro ad esempio tutto l'isolamento fiduciario di coloro che arrivano dall'estero e si mettono in quarantena fiduciaria e quindi comunicano ai servizi di prevenzione il loro arrivo in Italia e quindi si mettono in quarantena. Numero di positivi 17.471, sono 80 in più rispetto a ieri. Ricoverati, Franco mettete qua, 1.221, sono 13 in meno rispetto a ieri. Terapia intensiva 124, sono 5 in meno rispetto a ieri. Dimessi 2.453, sono esattamente 18 più di ieri. 2.453. I morti sono 1.071, sono 18 più di ieri, per un totale di 1.315 morti, quindi 1.071 negli ospedali, 1.315 il totale di tutti i morti con coronavirus e sono più 18. I nati sono 82. Allora, considerazioni, il trend è confermato, i veneti stanno facendo un lavoro eccezionale e devo dire che già a vedere quello che è accaduto ieri e accadrà immagino anche oggi, il comportamento dei veneti ti fa sentire orgoglioso di rappresentare questa comunità. Penso che quello che è accaduto rispetto al rispetto delle regole e delle indicazioni date anche dall'ultima ordinanza sia assolutamente sotto gli occhi di tutti. Io non ho visto scampagnate, non le ho viste passando sul Piave in autostrada, che di solito diventa il coagulo di tutto quello che è. Ho guardato facendo tutta l'autostrada, i campi eccetera, non ho visto nessun movimento. In autostrada ieri al ritorno
alle 2:30 penso aver incrociato un'auto, forse la sua, perché ho visto che fa la stessa strada, e direi bene anche perché c'è la volontà di fare un lavoro di squadra e questo è un grande segno di civiltà della nostra comunità, quindi grazie a tutti i cittadini, in particolar modo ai ragazzi. Devo anche dire che i ragazzi che scrivono fiumi di messaggi, ma veramente migliaia di messaggi, molti segnalano magari il comportamento scorretto o poco rispettoso, non rispetto al barbecue ma altre partite, ma l'utilizzo improprio della mascherina o altri aspetti del genere, lo scrivono segnalandolo per fasce di età che non sono quelle dei giovani. Quindi i ragazzi sono i veri controllori di questa partita. E lo dimostra ad esempio Viral Veneto. Voi sapete che abbiamo aperto questa pagina per i giovani che ha 110.000 ormai utenti, e è la pagina più cliccata nel coronavirus, per il coronavirus, tra le pagine Instagram è la più cliccata, è quella più seguita ed è a sponsorizzazione zero, non è stato comprato un click. E fra l'altro i giovani ci chiedono, e se volete poi c'è la responsabile che è Veronica Civiero che ve ne può parlare se qualcuno vuole fare un approfondimento, abbiamo fatto un sondaggio con tutti i giovani, abbiamo tutte le statistiche delle fasce di età e tutto, ci chiedono informazioni validate e ci chiedono anche esperienze, cioè ci chiedono, apprezzano moltissimo i medici che vanno a parlare su Viral Veneto, gli esperti che parlano di farmaci, coloro che sono in grado di dare indicazioni certe, sono assolutamente le cose che chiedono i giovani rispetto alle pubblicazioni che si fanno. E penso che questo sia una grande soddisfazione perché dà uno spaccato di un mondo dei giovani che è assolutamente, mi permetterei di dire, molto più rispettoso di quel che si poteva pensare, e quindi bravi ragazzi. Oggi alle 3 ci sarà la cabina di regia con il governo, stasera alle 19 avremo la conferenza dei presidenti di regione e quindi si va verso la direzione, immagino, visto il susseguirsi di iniziative e attività, immagino che ci saranno notizie e novità nelle prossime ore. Forse quella che è l'aspettativa dell'apertura di quota parte delle imprese già dal 27, forse, sottolineo il forse, sta prendendo realtà, però dobbiamo attendere le... C'è un problema, Dicevo che... Riesci a aggiustare? Dicevo che... No, adesso me l'hai tolto del tutto, prova. Dicevo che immagino che il governo stia accelerando, soprattutto vista la convocazione alla giornata di oggi, stia accelerando perché stanno prendendo qualche decisione, come naturale che sia, dalle indiscrezioni che leggiamo sui giornali, dalle comunicazioni che ci sono. Immagino che la fase 2 o la fase della convivenza, come la chiamo io, stia di fatto prendendo sempre più corpo, e quindi immagino che queste 2 riunioni di domenica diano un senso del fatto che forse ci sarà magari, immagino un DPCM a notte tarda, a notte fonda o in serata o domani mattina presto, non ve lo so dire, però insomma immagino che non siano fatte per nulla queste riunioni. E aggiungerei peraltro, se mi permettete, vorrei pubblicarvi l'ultima ordinanza perché vedo un po' di commenti, riflessioni. Forse ieri abbiamo già dato uno spaccato della storia delle ordinanze. Vi vorrei far vedere, l'avvocato Botteon ha fatto un bel lavoro rispetto alle misure dell'ultima ordinanza, se le proiettiamo per favore. Prendo questo. Sentite? Beh, poi vi consegniamo il foglio. Guardate, sostanzialmente... Puoi anche ingrandire. Boh, perfetto. Beh, bisogna scorrere però. Sì, grazie. Allora, sostanzialmente l'avvocato Botteon ha fatto un bel lavoro, ha messo nei titoli, fermo lì, nei titoli ha messo il tema trattato dall'ordinanza, poi sotto avete, e ve le diamo poi, la posizione del governo rispetto a quel tema, cosa ha fatto la regione quindi con l'ordinanza,
e le altre regioni cosa hanno fatto. Così facciamo anche uscire di scena tutte le leggende metropolitane e alcune menate che leggo che non hanno nessun senso di essere neanche, non solo scritte, ma neanche dichiarate. Rispetto ai cibi da asporto, il governo non ha mai espresso nessun divieto. Anzi, nelle FAC, sono sul sito ufficiale del governo italiano, dice che si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari. Se andate a cercarla, la guardate sul capitolo spostamenti, la trovate scritta. E in più ha ammesso l'asporto per gli autogrill. Cosa abbiamo fatto noi? L'ordinanza che conoscete con la prenotazione obbligatoria e il ritiro e il consumo a domicilio. Le altre regioni, ne abbiamo citate 2, l'Emilia Romagna e le Marche ce l'hanno già. Cimiteri. Da parte del governo non esiste nessuna disposizione di chiusura dei cimiteri. Esiste altresì una circolare ministeriale, che è un'altra roba. Il discorso è avere un DPCM che dice chiudere i cimiteri, ma non potrebbe essere altrimenti, perché se ci pensate, vi do l'esempio e capite subito, il governo non ha chiuso le chiese, ha lasciato i luoghi di culto visitabili, ma ha chiuso tutto quello che sono le celebrazioni. Non poteva chiudere i cimiteri e tenere aperte le chiese. Quindi per la proprietà transitiva il governo non ha mai chiuso i cimiteri con DPCM, bensì il Ministero della circolare, che giustamente i sindaci hanno osservato, la circolare è ministeriale, ma siamo a un rango inferiore, perché se il governo voleva chiudere i cimiteri li chiudeva con DPCM. La regione ha fatto l'ordinanza e dice sì, i cimiteri si devono aprire con tutte le regole che vanno rispettate. Le altre regioni, apertura a macchie di leopardo. Perché? Perché non è vero che tutti hanno chiuso i cimiteri, sia per il Veneto ma anche per altre realtà. Ve ne cito, se voi fate una ricerca su internet, ve ne cito uno per tutti. Il cimitero di Assisi non è mai stato chiuso. Ve ne cito uno per tutti, se volete vi faccio la lista. Andiamo avanti. L'altro punto, devi salire. Ma non si sale, qui si va così. No, vai così, dai, vai. E dove è il fiore? All'arco? No, ci dai su quello precedente. sei su quello precedente, Sì, grazie. sì, ma c'è solo il titolo. Ho capito, grazie. Ingrandisci, grazie. Questa sopra è dei fiori, fiorerie. Le fiorerie vengono aperte dalla nostra ordinanza 42, sempre quella dell'altro giorno, perché il Ministero delle Politiche Agricole fa una circolare dicendo che bisogna aprirle. Punto. La circolare è del 18 aprile. Le altre regioni non hanno applicata. Punto. Vestiti per bambini, Carlo, grazie. E qua ne scorriamo 3 velocemente. Vestiti per bambini. C'è il DPCM del 10 febbraio che prevedeva l'apertura dei negozi dei vestiti per bimbi. Noi l'avevamo fatta più restrittiva, quindi ci siamo adeguati. Così è accaduto avanti per le cartolerie, che sono... Questa sopra sono le cartolerie, sotto le librerie stessa cosa, cioè abbiamo semplicemente aperto quello che ha detto il governo. Su orti, il governo nelle FAC, nelle risposte alle domande frequenti, dice ammessa la coltivazione in quanto autoproduzione anche fuori comune, tranne che presso seconde case perché non raggiungibili. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che ha detto il governo, aperti gli orti. Emilia Romagna e altre l'hanno fatto. Andiamo avanti. Lavori boschivi. Stessa storia, nessuna disposizione di blocco dei lavori boschivi. Il governo risponde con una FAQ e dice favorevole allo spostamento per coltivazione e autoconsumo. È esattamente quello che abbiamo fatto noi nell'ordinanza. Emilia e altre lo hanno fatto. Lavori edilizi minori abbiamo finito, perché questi sono i punti dell'ordinanza. Il governo dice, nel suo DPCM dice esclusa la costruzione, ammessi i lavori pubblici, ammessi i lavori impiantistici, installazione e riparazione, esclusi i lavori murari e ammesse le attività di filiera. Noi abbiamo considerato la connessione di filiera
legittimate le opere minori, cioè nel senso che se ti arriva l'elettricista in casa e deve tamponare con un po' di malta una canaletta che ha messo su, consideriamo che questo sia un'attività di filiera. Non esiste che l'elettricista possa fare tutto il suo lavoro e non ci sia un muratore prima di lui o dopo di lui. Se la Liguria, le Marche e le altre hanno fatto queste attività. Poi abbiamo dimenticato, però ve lo dico io, il tema dei cantieri navali, che confermo che la Liguria lo ha fatto, penso lo abbia già fatto, le Marche ce l'hanno e l'Emilia anche, o lo sta facendo, ma comunque Liguria e Marche è sicuro. Per dirvi cosa, avete visto che con un semplice scorrimento dei punti avete avuto la risposta che non ci siamo inventati nulla. A buon intenditor poche parole. Domande? No, perché io ho anche l'obbligo, perdonatemi, di rispettare assolutamente l'idea di tutti, ma di difendere anche il lavoro di persone che lavorano. Lei si è applicato l'uomo che è stato messo in alta. Scusate, non so perché la tecnologia. Era il video dell'uovo. Il signor Sensi. Dicevo, nessuna polemica rispetto alle idee di tutti, anche di chi pensa che le ordinanze non si debbano fare, ma io ho l'obbligo di difendere il lavoro di tutto il team Presidente, non lo so. per fortuna hai detto che sapevi come si faceva. Sì, ma non so perché fa questo libro. Meglio che parta quella. Stusa tutto. Non capivo, vai pure avanti, intanto sistema. Beh, prego. Penso si riferisca anche a diciamo, articoli di stampa che sono usciti oggi anche di prefetti, interviste a prefetti sulla difficoltà di applicazione di norme che cambiano, diciamo, in Ma li tempi. capisco, Guardate. No, beh, lì si rendeva evidente, diciamo, su quell'intervista si rendeva evidente il fatto che la polizia, carabinieri, chi deve controllare, possa avere delle difficoltà, perché prima c'era un'autocertificazione solo per, diciamo, motivi indifferibili. Andare a prendere una pizza sembra poco indifferibile. Ma guardate, io confermo, guardate, io penso che i prefetti rappresentano il governo, io i veneti, cominciamo così. E siccome rappresentano il governo, penso che sia logico che dovrebbero riconoscere che l'ordinanza è stata fatta recependo le istanze del governo. Ma guardate, io penso che io in particolar modo ho un ottimo rapporto con i prefetti, non c'è nessuna volontà di contrapposizione, capisco le loro difficoltà, ma io non so cosa farci. Se qualcuno è in imbarazzo perché apriamo gli orti o le fiorerie, perché deve chiedere l'autocertificazione per le fiorerie, li capisco fino in fondo, ma è il governo che ha detto di aprirle, addirittura con una circolare. Di cosa stiamo parlando? E se apriamo i cimiteri, voglio ricordare che non c'è nessun DPCM che ha chiuso i cimiteri, tant'è vero che non sono state chiuse neanche le chiese, non si possono celebrare le messe e le cerimonie, cioè i matrimoni, i battesimi, ma le chiese sono aperte. Per questo non hanno mai chiuso i cimiteri con un DPCM, ma hanno tentato di regimentare e provare a chiuderli con una circolare che da alcuni è stata interpretata, da altri no. Quindi nessun conflitto con i prefetti, capisco la loro ansia e la preoccupazione, ma posso dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso, cosa volete che vi dica? Cioè, noi leggiamo le carte del governo, così funziona. Prego Albino. Abbiamo riscontrato ieri, insomma, un totale rispetto dell'ordinanza che lei ha emanato sabato, a parte direi qualche corsa all'acquisto del gelato che poi questo sistemata. Ecco, non sempre è stato possibile consumarlo a casa vista la temperatura, quindi qualcuno, non è un peccato mortale. Ecco, per evitare appunto di regalare i soldi al gelataio, ovviamente bene. Ecco, detto questo, cosa si augura lei oggi dall'incontro con il governo? Ecco, girano diverse voci, una delle quali lascia intendere che addirittura la filiera dell'automotive potrebbe domani riaprire i battenti completamente. Lei pensa che ci siano le condizioni per questa spinta decisiva verso appunto questa fase 2 oppure ci vuole ancora una certa cautela? Io ti posso solo dire una cosa, Albino, che noi siamo pronti ad affrontare la sfida, rispettosi di quello che saranno le indicazioni del mondo scientifico,
coscienti che non sarà una passeggiata, coscienti dei rischi, perché il rischio ci sarà domani, ci sarà fra una settimana, fra 20 giorni, fra un mese, ci sarà. Finché il virus non se ne sarà andato, ci sarà. A questo punto dobbiamo solo decidere se vogliamo attendere la fine, l'ultimo giorno con la scomparsa del virus, o se cominciamo la fase di convivenza. Tutto non può prescindere e quindi deve essere vincolato dal parere della comunità scientifica e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Lo ripeto, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ma immagino sarà così, si dovrà esprimere su tutto quello che facciamo, perché in campo scendiamo tutti, non ci deve essere nessuno che si chiama fuori, perché di mezzo c'è la salute dei cittadini, la salvaguardia dei lavoratori e dell'economia. È un sacrificio che facciamo tutti, noi che ci mettiamo la faccia e anche la reputazione, il mondo scientifico che deve essere al nostro fianco e gli interessi anche della nostra comunità che deve comunque vivere, perché stiamo già respirando l'aria di molte tragedie. Di oggi i governatori quando esprimono delle proposte poi vengono accolte dal governo, oppure la decisione finale aspetta sempre e Quelle comunque... che tu hai citato sono nostre proposte. Ah, ecco, questo volevo capire. Sì, fa parte di un documento nostro. Certo. I governatori chiedono in quella direzione. Tutti i governatori o c'è Sì, ancora sì, una noi- forte resistenza guarda, al sud, come abbiamo scritto nei giorni scorsi? Noi con le partiamo liste? dal presupposto che quello che è apribile secondo i dettami del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, noi siamo pronti ad affrontarlo. Di certo non faremo l'ufficio complicazioni e affari semplici. Massimo Zennaro, Rete Veneta, Antena 3. Una domanda Presidente, sulle casse in deroga. Abbiamo notizie e diciamo così, stimoli da telespettatori che ci chiedono ma perché non sono ancora arrivati i soldi delle casse in deroga? Ma la partita ovviamente non dipende da noi, cioè, la domanda è giusta, noi siamo pronti anche su questa partita. L'assessore Donazzani in particolar modo, che ha seguito la vicenda, l'ha seguita in maniera assolutamente tempestiva e abbiamo attivato tutto quello che dovevamo attivare, spero che arrivino presto. Vorrei ricordare che la cassa integrazione in deroga significa ossigeno per le famiglie. Ma chi è che deve fisicamente... Tecnicamente non te lo so dire, nel senso che so che c'è una partita finanziaria che deve essere portata in disponibilità per il cofinanziamento, però non so tecnicamente dove ci sia l'incaglio. Casomai possiamo chiamare un attimo? Sentiamo un attimo così. Sì, ma la chiariamo, guarda, se ci lasci 5 minuti l'assessore Lanzarin chiede. Sì, Prego. Sì, buongiorno Presidente. Due domande. Allora, la prima, come commenta il fatto che ieri il governo abbia detto che ha consentito potersi tuffare al mare pur nei limiti dei 200 metri, insomma l'ha detto rispondendo a una domanda sul sito. E poi la seconda, che ce lo stanno chiedendo da tantissimo e si ricorderà anche lei all'inizio di tutta questa vicenda, li avevamo anche qui fuori che insomma chiedevano il suo aiuto, gli attrazionisti chiedono se c'è eventualmente un'idea di riapertura, come potrebbero fare, se siete disposti ad aprire un tavolo. Ma guarda, allora, innanzitutto tutte queste attività da aprire sono competenza nazionale, non è stato delegato nulla a noi, per questo dico, quando dici l'ordinanza non va, l'ordinanza c'è. Cioè non è che siamo degli spericolati o degli irresponsabili che si inventano le ordinanze, noi le facciamo con un ufficio legale e un'avvocatura che le segue. Non è colpa nostra se corriamo di più di quelli che dovrebbero essere al nostro fianco. E dall'altro dico che assolutamente vivono un'autentica tragedia il mondo dello spettacolo viaggiante, del Luna Park, delle giostre, delle attrazioni, ma è parimenti quelli dei ristoranti, delle attrazioni notturne, pensate al mondo delle discoteche, i centri sportivi, insomma c'è tutto un mondo che comunque è in grossissima sofferenza e che non è che rappresenti poco. Vi do solo un dato, stiamo perdendo con questa crisi circa 50.000 posti di lavoro in Veneto, dei quali 35.000 vengono dal turismo. Ma il turismo è assimilato poi all'operatore turistico, alla discoteca, al tema dello spettacolo viaggiante, di tutto quello che insomma è ricreazione e servizi diciamo connessi al turismo, e penso che questa sia una grande riflessione da fare. Io capisco che viene il sorrisino a qualcuno, lo capisco, non lo capisco, però c'è qualcuno che fa il sorrisino quando parli
di discoteche, di attrazioni e quant'altro, o di turismo, perché sembra una roba un po'... Cioè, sono 35.000 persone che non avranno uno stipendio. Se qualcuno ha qualche soluzione, oltre a sorridere, ce lo dice e la adottiamo subito. Cioè, stiamo parlando di un comparto che è veramente messo in ginocchio. E poi Sai, io leggo tutte le risposte del governo. Ricordiamo che se andate sul sito, su qualsiasi motore di ricerca e scrivete coronavirus FAQ, cioè FAQ, proprio la sigla FAQ, vi vengono fuori la pagina del governo italiano e potete vedere tutte le domande e le risposte che si danno, che poi fanno giurisprudenza, no? Fanno regola. L'ho letta, sostanzialmente dice un'ovvietà, anche se poi ci si può romanzare sopra. Dice che se c'hai la casa in spiaggia, i 200 metri o quello che sarà nelle vicinanze delle abitazioni, c'hai la fortuna di avere l'acqua. Tanto è vero che parla di mare, di lago e di quant'altro. Non mi sembra che abbia fatto chissà che apertura. Ha detto che chi c'ha il mare davanti a casa si butta in acqua. Cioè, questo ha detto. Rispettando la distanza, attenzione che non è irrilevante quello che scrive, rispettando la distanza di 1 metro. Vuol dire che potremmo andare in spiaggia stando in acqua a 1 metro di distanza. Qualcuno di voi si avvicina di più a un estraneo in acqua? Mi no. Cioè, non so voi. I bambini. Vabbè, i bambini sono una categoria che stiamo sondando e sembra che sia ormai dimostrato che l'infezione nel bimbo è cosa rara. Tanto è vero che anche il professor Crisanti, parlando di VO, diceva: guardate, abbiamo avuto bimbi in famiglie con contagiati e non si sono contagiati, quindi cercheremo col prelievo del sangue sierologico, il genoma e la mappatura del genoma capire perché. Altre domande? Quindi questa FAQ qui dà una bella prospettiva, perché ormai si sono impegnati a dire che possiamo andare in acqua a distanza di 1 metro. E ormai che siamo, tanto in acqua ci siamo arrivati. Dopo dobbiamo andare sotto l'ombrellone e lì ci mettiamo l'altro metro, perché scusate, la FAQ va letta bene, è per questo che poi si agitano quando parliamo. Se è 1 metro in acqua, sarà 1 metro anche fuori acqua o no? Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che ci vogliono 2 metri fuori acqua. Se è più facile stare a 2 metri in acqua che fuori acqua. Quindi per la proprietà transitiva siamo già arrivati in spiaggia a 1 metro. Si sono fregati, ne ha scritto loro questo. E non Quindi, a 4. Prego? No, perché alcune simulazioni oggi, scusate, dall'Emilia Romagna ho visto una diretta del Presidente Bonaccini, lui parlava della possibilità, stanno attrezzando le spiagge di Rimini con distanze attorno a 4 metri. Le considera eccessive queste? Ma no, guardate, cioè, vanno negoziate, allora, 4 metri e oltre il droplet. E quindi è una scelta degli operatori. Se in acqua il governo mi dice che posso stare a 1 metro, penso che sia logico che la distanza tra gli ombrelloni non può essere 1 metro, perché poi c'è proprio un problema di traffico. Ma quando lo porti a 2 metri, penso che ci sia già a sufficiente spazio. Facciamo 2,5 metri, qualcuno riesce a far 4, poi dipende anche dalla conformazione dei bagni, perché se uno va su una spiaggia profonda come quella di Bibbione è una roba. Poi non voglio dire che Bibbione deve fare 4 metri, faccio un esempio. Se va in una spiaggia poco profonda come quella di Eraclea è un'altra roba ancora, per cui capite, dipende anche dalla densità che c'è di ombrelloni nei bagni e la zona di balneazione, però insomma penso che riusciamo a affrontarla. Certo che non riesco a comprendere quello che ho letto nelle bozze, che uno esce dall'acqua, deve farsi la doccia col sapone biodegradabile e poi andare sotto l'ombrellone e stare distante da tutti. Cioè. Fa meglio il sale del mare, no? Sì, il sale oltretutto è un batterio statico, ricordiamolo. La salagione si usa come conservante per quello. Sentiamo l'assessore che ha parlato con l'assessore Donazzani. Allora, il Veneto ha fatto la convenzione con le banche per l'anticipazione, però le banche non stanno erogando perché stanno rispettando la convenzione nazionale, che è molto più lenta e quindi ha parametri diversi. Antonella Prigioni. Buongiorno. Sempre sul solito argomento, quello della mascherina, che da quello che leggo a livello nazionale sembra che sia obbligatoria solo in determinati contesti. Volevo sapere qual era la posizione dei presidenti e la sua, in luce di quello che sarà deciso nelle prossime ore. Allora, dei presidenti, devo dire la verità, non è che abbia fatto riunioni parlando di mascherina. Io penso che la comunità scientifica debba assolutamente dare un'indicazione che sia univoca. Continuo a dire che il dato
degli ospedali, dei nostri medici, ci dice che su 10.000 medici solo l'1,3% si è infettato. È la dimostrazione che la mascherina serve. Quindi non solo quando si entra in un negozio, Ma questa ad esempio, in un mezzo pubblico. questa ad esempio è la visione tedesca, però è pur vero che abbiamo notizie di coronavirus veicolato dal particolato e quindi dalle particelle atmosferiche. Abbiamo notizie dell'aerosol, avete visto, abbiamo proiettato anche il video dell'aerosol, cioè le persone mentre parlano diffondono un aerosol che è invisibile, ma è stato filmato, che può veicolare il coronavirus e resta in sospensione nell'aria fino a 20 minuti. Ovvio che se tu ti fai una bella inalata, una bella respirata di uno che ti ha schiaffato il coronavirus mentre tu passi, te lo respiri, per cui è consigliabile di tenere sulla mascherina. Però ripeto, vediamo anche cosa diranno. Del resto alcuni sono anche gli stessi che dicevano che non serviva la mascherina, quindi un passo in avanti lo faranno, no? Immagino. Io, se non ci sono... Poi avrei... No, ma lasciamo pure ai colleghi. No, dopo passo ai giornali. Vabbè, no, allora, il Presidente però ha inserito un tema estremamente interessante, il coronavirus che viene veicolato tramite il particolato del PM10. So che anche il Veneto sta partecipando ad un lavoro scientifico molto importante per capire come questo fattore si possa combinare, se sia un fattore di rischio estremamente importante. Come dire, la documentazione medica fino a questo momento sostiene che quando i polmoni sono stressati dal PM10 è chiaro che esiste una possibilità superiore dell'infezione del coronavirus. Ecco, avete in mente provvedimenti non per questa fase estiva ma per quella autunnale per evitare questo rischio, oppure attendete evidenze scientifiche che ancora non ci sono? Faccio rispondere l'assessore Bottacin. Mi passi una battuta, Albino? Prego, sì. Tu hai detto che quando i polmoni sono stressati c'è più rischio di prendersi il coronavirus. Anche certo. Se uno ti stressa la vita c'è più rischio di prendersi il coronavirus. Su questo ha ragione. Allora, no, ma non è una battuta, no, perché è ovvio che è una condizione certo. di debolezza immunitaria, per cui evitiamo di stressare la vita. Questo è l'appello, ma non a te, in generale. No. Ma allora le faccio una domanda in cui le stresserò la vita dopo. No, dico, con tutti i rompipalle che conosciamo. Prego. Allora, come è stato detto, non c'è evidenza scientifica di questo, perché c'è la possibilità che il coronavirus sia stato trovato sulle particelle appunto dello smog. Noi abbiamo in corso un approfondimento fra le varie ARPA del nord Italia insieme ad ISPRA. C'è un incontro anche domani mattina con il Presidente Bratti e tutte le ARPA del nord, mi pare siano tutte, se non sono tutte sono le principali, adesso guardo, c'è il Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, perché stiamo facendo un progetto che coinvolge anche l'Istituto Superiore della Sanità, ENEA e CNR. Inoltre ci ha chiesto di partecipare a un progetto anche l'Università di Padova e ovviamente partecipiamo con ARPAV. In base a ciò che emergerà, poi ovviamente ci saranno le conseguenti azioni. Ok, Albino? L'ultima domanda. Prego. Hai rivolta a lei, questa sarà certamente felice, Presidente. Allora, c'è un sondaggio della Ghisleri che girava nei giorni scorsi in autorevoli quotidiani, in base al quale il suo gradimento raggiunge l'80% e lei ha superato nettamente quello del Premier Conte. Parto da questa premessa per chiederle cosa ne pensa del MES, di quei 37 miliardi messi a disposizione dell'Unione Europea. Quasi tutti li vogliono. Ora pare che anche il Movimento 5 Stelle con il Premier Di Maio abbia dimostrato, come dire, un atteggiamento più pragmatico. La spesa sanitaria in Italia è di 120 miliardi, se ne arrivano 36, no? se non ricordo male, dall'Europa, potrebbero essere spesi, credo, in tempi estremamente rapidi, e forse al Veneto ne potrebbero aspettare in linea teorica attorno a 3, che è il 10% circa. Ecco, lei questa ipotesi la sta considerando come una prospettiva tecnicamente valida se non ci sono le condizioni vincolanti, ovviamente, per il MES, oppure la esclude a priori? O è troppo presto per affrontare questa materia? No, sto pensando che neanche il salto in alto è una rincorsa così. Due conti, insomma. Non so cosa c'entra il sondaggio col MES.
Nel senso che lei è in questo momento, secondo me, la figura politica emergente e quindi il suo parere è tra i più autorevoli. Guardate, intanto lasciatela, ma non è una questione di modestia o di frase di circostanza, lasciate stare questa storia di figura emergente, altre robe, perché i romani ci insegnavano. Faccio un'altra citazione così. I romani, no, lo dico perché siccome scrivono, no, c'è, però poi loro danno anche ospitalità a sti articoli, che Zai ha letto solo un libro, e allora uno dice, cavolo, mi sono laureato, forse sì, o magari ho vissuto un sogno, sono andato alle scuole, vabbè, non importa. I romani dicevano natura no facit saltus, la natura non fa salti, quindi guardate, onestamente lasciatemi in pace, lasciate perdere i sondaggi, domani mattina posso essere come si può dire, quello meno gradito al mondo, per cui io faccio il mio dovere come i miei colleghi assessori, punto. Non ho nessuna ambizione, non me ne frega niente, ve l'ho detto in tutta la vita che ve lo dico, ve l'ho dimostrato, punto. Del MES non ho approfondito niente e ti mando a casa senza la risposta. Prego. No, ma onestamente, posso dirti che non sono ancora riuscito a capire no, dichiaro questo, 2 punti, non ho ancora capito quali siano i termini delle condizioni, quali siano le condizioni, non l'ho capito, forse è una lacuna mia, per cui non ti esprimo nessuna considerazione. No, ma neanche noi, questo volevamo solo sapere se aveva elementi ulteriori. No, è il terzo giorno che viene, ognuno apposta fa sempre la stessa domanda. Allora passiamo ai giornali, poi facciamo l'ultimo giro in sala e chiudiamo. Cominciamo, la collega Van Zan e il collega Pietrobelli pongono esattamente la stessa domanda, Gazzettino e Fatto Quotidiano. Si riferiscono all'intervista al Gazzettino del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che sostiene che con l'ultima ordinanza la Regione ha esorbitato dai suoi poteri, virgolette. Sarebbe stato meglio avere solo disposizioni nazionali. Lei cosa ne pensa riguardo? Associo le 2 domande, scusatemi colleghi, ma sono uguali. Dico esattamente che, come ho detto prima, abbiamo applicato la legge, o meglio ancora, abbiamo applicato le direttive del governo, perché le FAC fanno giurisprudenza e la prova è che non è che le fa Zaia per rompere le palle, ce le fanno gli altri colleghi, perché se il ministro dell'agricoltura dice che bisogna aprire le fiorerie piuttosto che la partita degli orti è definita da una risposta del governo ufficiale sul sito del governo, i cittadini mi dicono ma io ho letto la FAC, ma io ho visto che c'è una circolare quindi bisogna aprire le fiorerie, ma io ho visto che c'è un'altra partita rispetto ai cimiteri, punto. I prefetti hanno ragione nel momento in cui chiedono, come si trovano in difficoltà, però è pur vero che noi applichiamo le leggi, punto. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, credo sia più una domanda per la Lanzarin, casomai facciamo dopo allora. Può darsi qualche indicazione in più su riaperture, visite specialistiche e tutto il resto delle attività ospedaliere? Sì. Presenteremo il piano. Comunque consideriamo di ripartire dal 4 maggio, Perfetto. Se ce la facciamo. Quindi consideriamo assolta in settimana presentiamo il piano. Allora, sì, considerando una cosa, che abbiamo incaricato un gruppo di lavoro per definire bene le modalità di accesso agli ospedali. Questo lo dico ai cittadini che ci ascoltano e hanno fiducia rispetto a quello che diciamo e prendono questo canale che grazie a voi esiste per dare anche informazioni. Il tema è il tema dell'infezione, quindi di evitare di andare in ospedale in maniera così massiccia, magari dalla visita al parente, che non serve andare con una comitiva, piuttosto che alcuni accessi. Quindi diciamo un afflusso responsabile e sostenibile. Noi consegniamo le mascherine, però portatevele da casa se ce le avete, c'è la misura della febbre all'ingresso e poi tutta una serie di attività per ricordare che insomma l'ospedale è un luogo prediletto dal virus. È inutile che ci nascondiamo dietro il dito, questo fa parte dei principi di igiene pubblica, insomma non è che è una, come si può dire, che è un'invenzione degli ultimi tempi, si sa da sempre che batteri e virus vivono negli ospedali. Domenico Basso, TVA, il direttore, un telespettatore chiede se i distributori automatici possono essere aperti. Beh, c'è l'avvocato Boteon. Avvocato, a lei.
tema è stato affrontato con l'ordinanza 40, per dire che abbiamo messo anche qui su carta indicazioni sempre coerenti con le prescrizioni statali, e la linea che era stata adottata era quella di consentire l'utilizzo di questi strumenti senza limitazione, quindi con estensione anche agli alimenti, il caffè, il tramezzino, se la macchina è collocata all'interno di una struttura che consente un controllo anche igienico-sanitario, sia sulla frequentazione, con la possibilità di apporre cartelli sul distanziamento, sull'utilizzo di mascherine, sulla cautela che bisogna avere come utenti a accedere alla macchina dopo che il precedente utente ha abbandonato la postazione. Mentre si è confermata la possibilità di utilizzare questi strumenti di distribuzione all'esterno per quelle macchine che hanno una prassi abbastanza consolidata, tipo le case dell'acqua, che sono tra l'altro gestite da comuni e da aziende comunali, e i distributori del latte crudo, perché anche quelle sono strumentazioni particolarmente collaudate. Quindi il distributore di alimenti è riservato alle strutture controllate interne a degli edifici con un presidio umano, mentre quei particolari prodotti che sono il latte e l'acqua è possibile utilizzarli anche all'esterno, e senza limitazioni all'esterno ci sono i soliti prodotti, dei tabacchi, dei prodotti farmaceutici che sono riconosciuti come suscettibili di vendita senza controllo fisico. Grazie. Vorrei anche riprendere, più che altro a beneficio anche di chi ci ascolta, tanto per parlare della filosofia dell'asporto, no? Visto che abbiamo parlato di macchinette. Cioè un cittadino, voi capite che se si riapre lunedì, il 27, ci sarà il tema del cibo per i lavoratori. I ristoranti sono tutti chiusi, i bar sono tutti chiusi, è tutto chiuso, quindi il tema dell'asporto significa uscire dal cantiere, andare a prendersi una pizza magari in una pizza al taglio o cosa del genere, o una pizzeria che le vende da asporto. Allora uno può andare, uscire di casa, andare in edicola, in farmacia, in parafarmacia, al supermercato, in cartoleria, in libreria, nei negozi che vendono prodotti per bimbi, può andare al mercato settimanale, può andare in fioreria, può andare nei garden, e non deve minimamente, secondo qualcuno, fermarsi a comprarsi una pizza se deve sfamarsi. Capite che non sta in piedi sta roba. Prego. Marina Trolese, Telenuovo, 2 domande. Per il ritorno all'annido e all'asilo è previsto tampone per i bambini? No, oggi nel piano di sanità pubblica è prevista tutta una serie di azioni rispetto al contagiato, i contatti e quant'altro. Devo dire che c'è un sacco di dibattito anche da parte di alcuni operatori che scrivono che dicono che si sbaglia a parlare della riapertura degli asili. Vedremo cosa dice il Comitato Scientifico Nazionale. Resta un grande problema quello delle famiglie e della gestione dei minori. Guardate, noi pensiamo sempre più a creare, se fosse possibile, un network di realtà, le 301 fattorie didattiche, seguitemi un attimo, le scuole per l'infanzia che magari aprono d'estate, i centri estivi, i GREST, quelle famose realtà che organizzano i compleanni nei capannoni dove ci sono i giochi per i bimbi, eccetera. Cioè creare questo network per passare a una forma di babysitteraggio, brutto termine ma rende l'idea, nelle ore nelle quali non c'è la possibilità di avere almeno un genitore. Dall'altro devo continuare a dire che a mio avviso con l'apertura deve esserci un finanziamento a sostegno delle famiglie. Seconda domanda, matrimoni in estate li vede possibili o tutti in mascherina? Questa, guardate, è una domanda che ci fanno spesso, che c'è un contingente di matrimoni rinviati in questa fase primaverile che si vanno tutti ad accumulare nella fase estiva e fino a settembre. Io spero che si possa realizzare il sogno di tutte queste persone che ci scrivono, che vogliono sposarsi,
ma oggi dire quale sarà il momento nel quale la mascherina potrà essere, onestamente penso che la mascherina sarà difficile dire che in pubblico, soprattutto con aggregazioni come queste, si possa non portare, però ripeto, vedremo cosa dirà il Comitato Scientifico Nazionale. Ultima domanda dei giornali. Minazzi, il metropolitano, se eventualmente il nuovo DPCM togliesse l'obbligo delle mascherine per uscire da casa, lei potrebbe reintrodurlo con propria Guardate, ordinanza? posso dire, non lo farà mai. È utopico pensare che si apra senza la mascherina, ma lo dico non per sfida e non vorrei che qualcuno prenda sempre, guardate, sta storia dell'obbligo a molti cittadini non va giù, stiamo parlando della salute dei cittadini, non è che stiamo parlando della mia salute. Vorrei dire che rispetto a questo abbiamo già le indicazioni che non sarà così e sono date dal fatto che ci sono già gli accordi nazionali, ad esempio con le parti sociali per i lavoratori, piuttosto che altre realtà che prevedono la mascherina come condizione sine qua non, e quindi è impensabile che si possa aprire dicendo ai cittadini ti metti la mascherina solo quando entri in fabbrica. Cioè, non funzionerà così. Sempre Minazzi, seconda domanda, poi Nicolussi Moro, poi vi consento un altro giro, scusate ma sono tante le domande. Caso specifico del Lido, i bagni in mare. Il governo ha specificato che rientrano nelle attività fisiche li ammessi. L'intero lungomare del Lido di Venezia è in concessione, quindi gli accessi sono chiusi con catena. I primi varchi liberi sono all'altezza dell'ospedale al mare a nord e dei Murazzi a sud. Come regolarsi col criterio della prossimità? Chi ha competenza per fare aprire i cancelli? Regione o comune? Adesso nel mio ruolo non dovrei fare una battuta, ma la faccio. Ai miei anni, sinceramente, la catena contava poco per andare in spiaggia. Dai. C'è qualcuno, vedo che i giornalisti... No, non sto dicendo di entrare nelle proprietà private, ma sto dicendo che comunque stiamo parlando di demanio pubblico, per cui penso che non sia quello il problema in una stagione che ancora non ha compimento. Dico che ci sarà modo nelle vicinanze, dopodiché se c'è una proprietà privata è ovvio che si rispetta, ma sentir dire che il mare non è avvicinabile perché c'è una catena è il male di tutti, se non capire. L'ultima domanda, la Nicolussi Moro pone un tema che fra l'altro è stato posto frequentemente. Guardate, vi do solo un esempio. Sapete cosa fanno in Brasile? A me ha preso sta idea, no? Cioè Rio de Janeiro, che è una città grossissima, ha la spiaggia folta, piena di gente, ma una densità da paura. Quando arriva il tramonto sbaraccano tutto, sapete cosa vuol dire tutto? Anche tolgono le docce, tutto. Cioè resta pulita, spiaggia vergine, illuminata, sempre a disposizione dei cittadini e tutti tornano alle 4 del mattino, 5 del mattino a rimontare tutto. Pensate alla visione della per noi sarebbe impraticabile, ma per dire anche qual è la percezione, no, del pubblico, no? Cioè di quel mare che è mio e di tutti. E quindi ci sarà pure un punto di equilibrio, dicono sarà una catena che ci ferma. La collega Nicolussi Moro pone un tema che è stato fra l'altro oggetto di molte domande qui anche in protezione civile, cioè parliamo tutti di sicurezza nei luoghi di lavoro, supermercati, negozi, mezzi di trasporto, nessuno affronta il tema dei condomini. Le persone escono nei loro appartamenti per occupare spazi esterni, molto spesso senza la mascherina. Le si può incontrare sul pianerottolo, in ascensore, nel garage. Nel condominio ci sono anche persone anziane che appunto per questo sono meno tutelate. È sbagliato, nel senso che si esce con la mascherina, appunto, da me sono con la mascherina e mi diceva ieri mattina il signor Lanzarini che ha visto addirittura un pensionato a casa sua portare un olivo in mascherina da solo. Penso che quello sia un grande segno di civiltà, cioè quantomeno uno dice mi abituo a portarla sempre perché sennò finisce che me la dimentico. Come ho detto ieri che nei supermercati non devono accedere nei negozi persone senza mascherina, ma non esiste. Antena 3, credo sia l'ultima domanda. Sì, Presidente, mi scusi. Alla luce soprattutto di quelli che sono delle linee più morbide degli ultimi giorni, eccetera, di quello che succederà dopo il 4 maggio, c'è la percezione, forse neanche tanto percezione, proprio nell'ultima settimana, ma forse gli ultimi giorni, di sempre più persone che esprimono pensieri di rabbia, mi passi il termine,
perché dicono quello che è stato fatto non è servito a niente, se tanto ci fanno uscire così liberamente, allora ci hanno presi in giro, subentrano poi teorie complottiste, ma lasciamo stare, eccetera, eccetera. Può rispondere lei a queste persone eventualmente? Ma guardate, ci sono ancora i terapiatisti in giro. Cioè, il Galileo si gira sulla tomba e dice: ma amico, mi ho dato la vita per essermi ostinato a dire che è la Terra che gira attorno al Sole e non il Sole attorno alla Terra. Vabbè, ci sono ancora i terapiatisti. Guardate, sono talmente vere queste teorie che la Gran Bretagna ha detto ufficialmente, per il tramite della voce del ministro degli interni, la signora, non mi ricordo più come si chiama, una signora, ha detto che ufficialmente la Gran Bretagna ha passato i 20.000 morti. Punto. La Gran Bretagna faceva parte di coloro che dicevano immunità di gregge, tranquilli, tutto a posto. Sono tutti in lockdown, sono tutti in quarantena. Abbiamo, se volete vi do io i nomi dei nostri ragazzi, i nostri conterranei veneti che sono lì, che pregano di riuscire a tornare a casa. Cosa volete che vi dica? Cioè combatteremo all'infinito nei confronti di chi vuole sempre sminuire e trovare sempre la scusa per dire che quello che si fa è inutile. Però è più un alibi per vivere bene che per essere solidari con la comunità. Massimo Fennaro, PGR. Rapidissimamente, abbiamo sentito che probabilmente arriverà il DPCM, con l'app o senza l'app per il controllo Guardate, dei io movimenti? Ha notizia perché sono ho l'impressione che ci sarà l'app, ma questo dipenderà dal governo su cosa vorrà decidere. E vedo che anche in altri paesi l'hanno già resa, se non sbaglio la Francia ho visto che l'ha già... Ecco, anche qui, apriti cielo solo per aver parlato dell'app. Mi permettete di ricordare ai cittadini come funziona? Allora, l'app non è una nostra invenzione. La Regione Veneto, peraltro, è l'unica che non ha fatto un'app in casa. Perché? Perché ci sono problemi di attuazione, di privacy, che debbono essere chiariti anche per l'app nazionale. L'app funziona in maniera molto semplice. Lo dico a chi pensa che sia una roba strana. Si installa nei telefoni, registra il contatto avvenuto, evito di fare esempi che poi c'è sempre qualcuno che capisce pan per polenta, delle persone sono in fila al supermercato, se stanno in fila per più di 15 minuti a una distanza inferiore ai 2 metri, l'app funziona così, 15 minuti, distanza inferiore ai 2 metri, i due telefonini registrano con un codice alfanumerico, non con l'indirizzo di uno che altro, un codice alfanumerico, l'avvenuto contatto. Se uno delle due persone si ammala, vanno a vedere tutti i contatti che ha fatto il telefonino di estranei e gli avvisa, dice vai a farti un tampone perché potresti esserti contagiato, oppure sei tu che hai contagiato l'altro perché non sappiamo che è il contagio primario. Fine. Se non c'è l'app, non sto promuovendo l'app, ho l'obbligo però di dire come funziona. Se non c'è l'app, bisognerà attendere in ospedale che arrivino gli ammalati e poi andiamo a fare i tamponi a quelli che comunque uno si ricorda di aver frequentato, di certo non gli estranei che gli sono stati da vicino che lui non conosce. Ognuno faccia le sue valutazioni. Molti si sono chiesti se però ci sono delle limitazioni a chi non la scaricasse, a chi non partecipasse. Lei ha ricordato almeno il 60%. No, ho letto, perché non è roba nostra l'app, ho letto che tecnicamente serve che almeno il 60% della popolazione ce l'abbia perché se no non funziona. Se no il telefonino sta lì a... Incombono limitazioni per chi non dovesse partecipare liberamente, non lo sa. Penso che il governo, da come si vede, immagino che la legherà al lockdown o al non lockdown, cioè nel senso che la legherà sicuramente ad una di queste attività. Ripeto che a livello nazionale, deve essere risolto il grosso problema della privacy. E guardate, questo ho visto che è un problema che è posto da tutte le forze politiche, da destra a sinistra peraltro. Non è un problema irrilevante, però ho l'obbligo di dire attenzione che l'app fa questo lavoro, perché leggo dei commenti che c'è gente che pensa che l'app se ti porti il drone sopra la testa o roba del genere, cioè è un'altra roba quella. No, ecco, era l'ultimo chiarimento per quanto riguarda la sua ordinanza. Mi pare di capire che al di là dei dubbi espressi appunto da qualche autorevole prefetto e anche da qualche sindaco, però lei non abbia subito veti né da parte del Ministero delle Regioni né da parte del Commissario di Governo, per cui questa ordinanza è pienamente legittima e resta in vigore a tutti gli effetti. Resta in vigore finché un tribunale non dice che Zaia ha firmato una roba assurda
e dovrà sentenziare e dirlo. Guardate, funziona per tutti gli atti amministrativi, cioè non è che faccia una tragedia se uno impugna un'ordinanza. Andremo con l'avvocatura, l'avvocato Botteone andrà in tribunale e dirà: noi l'abbiamo scritta, non c'è dolo, non c'è colpa grave, abbiamo le carte del governo con le fax, se qualcuno vuole venirci a dire che le fiorerie dovevano star chiuse, e noi andremo lì a dire che il governo forse non si è accorto che ha scritto a tutti dicendo di aprirle. Cosa volete che vi dica? Se dopo qualcuno non legge le fax, che si accorge da noi, dalle nostre ordinanze, che esistono queste risposte del governo, è un altro problema, ma non nostro. Se l'assessore Lazzarin e l'assessore Bottacini non hanno niente da aggiungere, no, io ho delle domande per la Lazzarin, scusa. Ragazzi, grazie, buona domenica a tutti. Presidente. Se abbiamo comunicazioni prima di notte rispetto a eventuale DPCM o qualcosa, a parte il fatto che avrete la comunicazione nazionale, ma se fossero aspetti che ci riguardano, tramite Carlo facciamo, ovviamente il dottor Parmeggiani, facciamo la comunicazione in tempo reale velocemente. Grazie. Buona domenica a tutti. Allora Massimo, ecco l'assessore Lazzarin. Ho notizie perché stiamo facendo un servizio nel Veronese, Zevio e San Bonifacio, 2 case di riposo, dove erano stati fatti i test sierologici, avevano dato dei risultati. 3 giorni dopo si sono ammalati un po' di degenti, hanno rifatto i tamponi, hanno trovato risultati del tutto diversi, passando, guardi, ho i numeri, da 6 su 70 positivi a 61 su 70. Ecco, la domanda che arriva dai medici lì dentro è: ma il test sierologico... Il test sierologico non fa la diagnosi, l'abbiamo sempre detto. Sì, no, questo l'avete sempre detto, avete anche detto che su positivi o su non negativi, diciamo, non negativi. Certi vengono fatti i tamponi. Ma questa differenza è ammissibile a distanza di così poco? È ammissibile, sì, perché quella è una fotografia istantanea, noi sappiamo che c'è anche un periodo di incubazione, quindi è ammissibile, ma anche il tampone stesso è la fotografia del giorno, lo sappiamo, insomma. Ecco, questi dati, diciamo, sapendo che dovreste aver quasi pronto ormai anche il secondo giro, ecco, avete delle anticipazioni sul secondo giro che rispecchiano questi dati che abbiamo noi? Ma io penso che la volta di domani avremo il quadro, la tabellina solita, e quindi ve la distribuiamo, e abbiamo domani, penso di potervi dare sia quella sulla disabilità, anche che ha numeri molto inferiori, anche sulla salute mentale che ha numeri completamente inferiori rispetto agli anziani. Questo probabilmente anche legato all'età delle persone, alla cronicità, alle patologie. Però riguardo a questo, cioè, allora, cosa succede? Succede che fatti i tamponi, i test rapidi, quelli che avevano esito incerto o comunque positivi, venivano comunque già isolati, in modo da isolare queste persone che potevano essere potenziali positivi in attesa del tampone. Probabilmente ci sono stati casi di questo tipo, hanno fatto il tampone è risultato positivo. Può essere che nel mentre altre persone abbiano manifestato sintomi perché erano ancora nella fase dell'incubazione. Questo capita, è possibile, per noi è importante, però è comunque lo screening, l'individuazione, poi la verifica, la diagnosi col tampone, e nel frattempo riuscire ad isolare questi nuclei in modo da far sì che il virus, se c'è, non si propaghi. Questo è chiaramente il percorso che noi facciamo e dobbiamo fare, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto, la diagnosi si fa con il tampone, cioè la parte di diagnosi che è l'unica oggi, insomma, accertata. È chiaro che abbiamo visto, insomma, stiamo vedendo che ci sono dei numeri di questo tipo, molte persone sono però completamente asintomatiche. Sì, è vero. E quindi ci sono quelli che hanno sintomi e quindi hanno sicuramente un decorso, però la maggior parte, anche se risultano positivi, anche all'interno delle case riposo io sento tanti nuclei che hanno numeri importanti però con tanti asintomatici. Cosa succede? Succede che allora inizia subito anche la parte di assistenza farmacologica a domicilio, insomma cose che fino a un mese fa non c'erano, tutto il discorso antimalarico fino a un mese fa non c'erano. Le USCA stanno entrando nelle case di riposo e effettivamente vanno non solo a fare ad assistenza e quant'altro, ma anche a fare le somministrazioni dei farmaci a domicilio, quindi all'interno delle RSA. Comunque domani vi diamo i dati aggiornati, che così vediamo anche lo scostamento di positivi, quello credo che sia il dato interessante, rispetto a 5 giorni fa, 6 giorni fa, la tabella di 5-6 giorni fa, e a oggi i positivi, come la famosa percentuale del 6%, come si è evoluta. Teniamo conto che noi continuiamo a fare i tamponi, perché noi abbiamo un programma, la dottoressa Russo ha messo in piedi un programma per cui il giro viene fatto ogni 20 giorni,
20-10 giorni, dipende appunto dalle strutture, quindi continuiamo in maniera continuativa a fare i tamponi in tutte queste strutture come al personale sanitario degli ospedali. Bene, buona domenica. A voi. Usa la conferenza stampa che puntualmente si svolge alla sede regionale della Protezione Civile. Abbiamo sentito che ovviamente uno dei punti caldi che viene sempre preso in considerazione in questione è quello legato alla situazione delle varie case di riposo del Veneto, la situazione all'interno proprio dei pazienti, delle persone che si trovano come ospiti nelle case di riposo e di tutto il personale che appunto li segue. Si è parlato anche tanto di mascherine. Allora la gente vogliamo capire un po' come si sta approcciando ad affrontare questi prossimi mesi in cui dovremo proprio abituarci a continuare a indossare mascherine e soprattutto guanti. Sentiamo. Quanto ha il piccolo? 50 giorni. Come si chiama? Pietro. Allora ci dovremmo abituare alle mascherine. Ecco, lei come mamma come si sente quando ha il bambino e dover avere comunque una mascherina addosso? Sì, non è semplicissimo perché comunque lui risponde molto agli stimoli, ai sorrisi, quindi con la mascherina è un po' più difficile. So che le mascherine serie non sono queste, parlano di FP2, FP3, non lo so sinceramente, so che queste servono più per proteggere il prossimo, diciamo, quello con cui parli. E se bisogna farlo, bisogna adottare questi sistemi per essere più sicuri noi, per la nostra salute e anche quella degli altri. Sono d'accordo per la mascherina, l'uso dei guanti mi sembra inutile, come tocco con le mani, tocco con i guanti. Questa è una mascherina che ho fatto io, risparmio, oltre che anche un po' personalizzata, la posso lavare, disinfettare, dentro all'interno c'è il filtro che si può cambiare. È una mascherina lavabile e riutilizzabile che produce un'azienda che fa indumenti per ciclisti e è traspirante, però è antigoccia, di conseguenza in teoria dovrebbe bloccare le famose droplet. E per la nostra sicurezza sono d'accordo, assolutamente sì. E i guanti? E anche i guanti. Super mascherata. Allora, questa è quella che è venuta dalla regione e in più ho messo per adesso sotto anche questo foulard per doppia sicurezza, almeno qua in farmacia. È un bloccare quello che è la nostra socializzazione, ma si fa. Si fa, è necessario farlo proprio per garantire la nostra sicurezza e soprattutto per garantire anche la sicurezza delle altre persone. Un senso, abbiamo sempre detto tante volte, un senso di rispetto soprattutto insieme, se tutti quanti si comportano e seguono determinati parametri, determinate decisioni, si può cercare di limitare al massimo questo contagio e dunque insomma ci abitueremo. Abbiamo visto tra l'altro anche tutto il settore della moda che si sta scatenando proprio nella realizzazione delle mascherine e quindi insomma diventerà anche un po' un business e vedremo senz'altro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi che avere la mascherina abbinata magari anche al costume da bagno, come già stanno facendo tante case di moda, diventerà il must dell'estate 2020. E parliamo anche di scuola, perché c'è da capire come a settembre, se verranno riaperte le scuole. Intanto parte, ad esempio a Vicenza il comune sta partendo con tutta una serie di lavori per sistemare e riadattare le varie strutture scolastiche. Vediamo. Chi ha tempo non aspetti tempo e in questa fase ancora di attesa forzata, dove negli edifici scolastici di Vicenza non risuona il vociare di bambini e ragazzi e la campanella rimane muta, si punta ad utilizzare il tempo per rimodernarne, abbellirne giardini ed edifici. Le scuole sono ferme, ma l'amministrazione comunale non si è fermata. Cominciano lunedì i lavori di riqualificazione nei giardini scolastici, in particolare nelle scuole materne e negli asili nido. 200.000 euro a disposizione da qui a settembre per un verde di scuole materne ed elementari di qualità. Una decisione di accelerare anche sui lavori in modo da consegnare a settembre, se sarà possibile, l'inizio della scuola, dei parchi sicuri, nuovi, ma soprattutto degli ambienti migliori per ridare un po' di tranquillità e di gioia anche ai ragazzi.
Si lavora per un futuro immediato, fatto però ancora di tanta incertezza. Con il coronavirus sarà una scuola a settembre diversa. Se i bambini potrebbero sorprenderci nel stare alle regole, il problema più grande sarà l'organizzazione della scuola e il distanziamento sociale. Il distanziamento sociale in presenza di classi numerose può essere un grosso problema, perché abbiamo aule grandi ma non troppo grandi, quindi non le saprei dire adesso, devo esattamente aspettare le indicazioni della comunità scientifica. E abbiamo sentito tra l'altro che nella conferenza stampa il governatore Zaia è tornato sulla questione dell'apertura per asporto dei vari ristoranti, delle pasticcerie, gelaterie e quant'altro. Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito del Presidente della Giunta regionale del Veneto, sembra che anche appunto nella nostra regione, dopo l'Abruzzo, dopo la Toscana, potrà essere consentita l'attività di vendita per asporto di prodotti alimentari. Dobbiamo naturalmente ancora leggere l'ordinanza che sarà firmata presumibilmente nella giornata di oggi, però insomma quanto dichiarato dal Presidente lascia spazio a pochi dubbi. Uno di questi comunque riguarda ad esempio se valgano anche per questo genere di attività i limiti o meglio il divieto allo svolgimento dell'attività nelle giornate festive, per cui già nella giornata di domani 25 aprile o domenica 26 aprile ad esempio le attività commerciali del settore alimentare devono rimanere chiuse come i supermercati, fruttivendoli, macellai eccetera, e vogliamo capire se invece possa rimanere consentita l'attività di vendita per asporto presso i bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie. Ecco, questo è già uno dei primi dubbi. Il secondo dubbio è il momento di entrata in vigore di questa ordinanza, quindi da quando praticamente i bar, i ristoranti, i pubblici esercizi in genere potranno riaprire le porte a beneficio della clientela. Quindi ci sono ancora alcune aree diciamo grigie che potranno essere chiarite nel momento in cui vedremo il testo ufficiale di questa ordinanza, però sicuramente è già un ottimo passo avanti verso la riapertura delle attività e va incontro diciamo alle richieste che come FIPE Veneto avevamo presentato alla Regione Veneto, al Presidente e all'assessore al commercio e quindi insomma è un buon segnale verso la riapertura totale delle attività, quindi con il servizio anche di somministrazione che presumibilmente potrà avvenire già a partire dalle prossime settimane. Ci fermiamo, per il momento è tutto, adesso verrà portato in replica anche la conferenza stampa che il governatore Zaia ha tenuto nella sede regionale della Protezione Civile, poi do qualche appuntamento, ricordo alle 16 lo spazio dedicato ai più piccoli e poi via via tutta la sfilza di ginnastica dolce, zumba, tai chi e pilates e poi alle 18 l'appuntamento è come sempre con la Santa Messa dal Santo di Padova. E io mi fermo qui per il momento. Un buon pomeriggio, arrivederci.